Amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, buona giornata a tutti. Siamo alla Pieve di Soligo, provincia di Treviso, e siamo alla 67esima edizione dello Spiedo Gigante dal 27 settembre al 13 ottobre 2024. Con noi Mauro Gai, presidente della Parrocchia Pieve di Soligo. Ben ritrovato Mauro, è un piacere averti qui con alle nostre spalle il bellissimo Spiedo. Ciao Luigi, grazie di essere venuto, è sempre un piacere ospitare Luigi perché è sempre una persona meravigliosa. Grazie a tutti i nostri spettatori che ci seguono e così avranno occasione, se già non l'hanno fatto, di farsi un'idea di cos'è la sagra di Pieve di Soligo e anche di Sua Maestà lo Spiedo Gigante. Quello che vedete oggi è uno spiedo gigante rivisitato, non è il tradizionale spiedo gigante di quaglie che viene fatto la seconda domenica di ottobre, bensì uno spiedo d'alta marca, pollo, coppa di maiale e costicina, cotto però sullo spiedo gigante. Diciamo che abbiamo preso una leggenda che è lo spiedo gigante e ci abbiamo abbinato la tradizione e la cultura dello spiedo d'alta marca e il connubio che ne esce non può essere che perfetto. Alle nostre spalle lo potete vedere con i nostri cuochi che da stamattina alle 4 sono qui per montarlo, accendere il fuoco e procedere alla cottura. La sagra è iniziata il giorno venerdì 27 settembre e siamo partiti con una cena per il sociale. Abbiamo fatto in collaborazione con l'associazione IPD, Associazione Italiana Persone Down di Ponte della Priula, con i ragazzi che sono venuti a realizzare il servizio in tavola. E poi abbiamo continuato con il sabato sera e la domenica, e alla domenica c'è il primo evento clou che è stata la gara degli spiedi qui in piazza Caduti nei Lager. 13 coppie che si sono sfidate a colpi di spiedo. Questa domenica siamo qui di fronte allo spiedo gigante, ok, ma l'evento principale oggi sarà quello del palio, il famosissimo tiro alla fune tra le fazioni del Contà e del Trevisan di Pieve di Soligo, e quest'anno anche il tiro alla fune ci dà un numero, fa un compleanno di quelli che ti riempiono la bocca, è il 40° tiro alla fune. È proprio una manifestazione importantissima per la nostra comunità. Oggi, oltre allo spiedo gigante che abbiamo visto questa mattina girare sulla struttura dello spiedo, abbiamo anche fatto una grande festa con il tiro alla fune, 40 anni di questa manifestazione che vede confrontarsi in maniera molto viva e accesa tutta la comunità suddivisa in due squadre. La cosa bella è che negli ultimi anni abbiamo coinvolto anche le scuole, quindi i bambini, proprio per tramandare questa passione e soprattutto questa volontà di confrontarsi e far divertire la cittadinanza. Ma i miei volontari sono non fondamentali, sono proprio basilari. Io infatti ne approfitto sempre per ringraziare tutti quanti ad ogni occasione, dai miei volontari, tutti i collaboratori e tutto il consiglio direttivo che mi dà una grandissima mano, perché io sicuramente da solo non potrei arrivare da nessuna parte, anche perché ci sono tantissime cose da preparare, da organizzare. L'amministrazione comunale è sempre anche quella è basilare, perché non ci fossero loro che ci danno gli spazi, ci cercano di agevolarci, facilitarci in tutto e per tutto, la manifestazione non si potrebbe mai realizzare. I grazie poi sono anche tutti i nostri sostenitori che ogni anno sono anche loro fondamentali, e comunque anche al comando dei vigili di Pieve di Soligo e carabinieri di Pieve di Soligo per l'ordine pubblico che ci garantiscono sempre. Sì, la domenica prossima avremo appunto lo spiedo gigante, quello tradizionale, quello più grande, e poi è la competizione anche del gravel, che l'anno scorso ha visto arrivare più di 2000 atleti a Pieve di Soligo per il mondiale. Quest'anno abbiamo appunto riproposto questo evento. Credo sia un momento in cui la cittadinanza, oltre a assaporare i prodotti tipici della nostra terra, le nostre tradizioni, ha l'occasione di vivere anche lo sport. Tra l'altro poi onoreremo anche gli artiglieri con il loro raduno regionale proprio a Pieve di Soligo, quindi non mancate a Pieve di Soligo domenica 13 ottobre. Vi aspetto tutti domenica 13 ottobre a Pieve di Soligo in piazza Caduti nei Lager, dalle 10 di mattina che ci sarà la cerimonia di accensione dello spiedo gigante con varie autorità.
Avrà inizio poi questa grandissima tradizione di Pieve di Soligo che, ricordo, ci vede detentori anche di un Guinness World Record per la più grande cottura di quaglie al mondo, realizzata nel 2017. 584 kg di carne cotta, se non erro, 4080 quaglie. Vi aspettiamo perché poi tutta la giornata si svolgerà nel tendone, ci sarà lo Spiedo d'Altamarca come protagonista e lo potrete degustare. E nel pomeriggio alle ore 17 avremo le quaglie che saranno pronte e potete iniziare a degustare anche queste famosissime quaglie. Quindi io vi aspetto domenica 13 ottobre, ma vi ricordo che anche il fine settimana inizia dal venerdì. Il venerdì sera avremo un bel menù a tema con stinchi di maiale al forno, patate Hasselback. Il sabato sera avremo sempre lo Spiedo d'Altamarca, oltre al tradizionale menù sagra con griglia, formaggio cotto e tutto ciò. E la domenica sarà la giornata clou. Quindi vi aspetto. Mauro, che dire, noi ti ringraziamo nuovamente dell'invito, ti preghiamo di dare ai tutti i tuoi volontari un nostro grazie infinite e noi ci vediamo alla prossima puntata, ricordandovi che domenica prossima vi aspettiamo qui a Pieve di Soligo, provincia di Treviso. Ciao a tutti e grazie Luigi.